Open Day oggi al Liceo Classico Empedocle per illustrare le novità ai ragazzi che vogliono iscriversi nel primo anno del liceo, con tante offerte e con tante novità. Se ce lo illustra, Presidente. Sì, primo dei due pomeriggi dedicati all'Open Day, il 17 oggi e sabato 21. La scuola sarà aperta appunto al territorio e come vedete c'è un grande successo di pubblico, di genitori e di studenti che stanno visitando la nostra scuola. Sono presenti anche i nostri alunni che stanno svolgendo egregiamente il ruolo di guida e sono anche impegnati nei laboratori. I laboratori sono tutti esperienziali, aperti al pubblico, nel senso che i ragazzi che vengono in visita alla nostra scuola possono parteciparvi, quindi non essere dei semplici spettatori ma attori diretti. Questo un po' riassume la filosofia della nostra scuola, che è quella nella quale il processo di insegnamento-apprendimento vede proprio come protagonista assoluto lo studente. Le novità sono tante. In primo luogo abbiamo approvato sia in collegio dei docenti che in consiglio d'istituto due nuove curvature, la curvatura informatica e la curvatura archeologica, che si aggiungono alla già ricca offerta formativa del nostro liceo. In particolar modo la curvatura informatica prevede l'aggiunta di un'ora appunto di informatica per tutti e 5 gli anni, svolta da un esperto esterno che sarà selezionato tramite avviso pubblico. La curvatura archeologica prevede invece un'ora aggiuntiva di storia dell'arte e poi a partire dal terzo anno lingua e cultura araba con risorse interne. Ambedue le curvature, ma chiaramente maggiormente la curvatura archeologica, giocano anche sul ruolo strategico del nostro territorio e vedono anche siglati degli importanti protocolli con le strutture che già operano nel nostro territorio, come il polo universitario, agenzie importantissime di formazione, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, il MUDIA, il Museo Diocesano, proprio perché i ragazzi saranno coinvolti in scavi reali ma anche virtuali. Per quanto riguarda la curvatura informatica spendo ancora una parola perché il Ministero, con la missione istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede proprio l'introduzione nel curricolo per tutte le scuole di ogni ordine e grado delle competenze digitali, che non sono semplicemente il saper utilizzare il computer o gestire appunto i social, ma significa proprio applicare le nuove tecnologie e quindi queste competenze, che poi sono anche un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di lavorare nelle discipline tradizionali. Ecco perché anche il nostro liceo si è aperto a queste innovazioni. Ricordiamo il liceo a indirizzo musicale che vi sta dando tante soddisfazioni. Infatti, assolutamente ha ragione. All'interno del liceo classico abbiamo anche l'indirizzo musicale, che è ovviamente un indirizzo spettacolare dal momento che appunto le performance costituiscono parte integrante del curricolo e, come ho già detto tante volte, i ragazzi non sono dei dilettanti ma studiano veramente da professionisti. L'indirizzo musicale un po' copre quel segmento che una volta era ricoperto dai conservatori, perciò stesso possiamo dire che sono dei veri e propri professionisti, quei ragazzi seguiti splendidamente dai loro docenti. Anche per l'indirizzo musicale ci sarà però una novità. Anche qui nel collegio docenti e nel consiglio d'istituto abbiamo approvato un potenziamento, in particolar modo il potenziamento di latino, per andare a colmare un po' quel vuoto che costituiva anche un vulnus, un po' se vogliamo, nel curricolo di studi dei nostri ragazzi, perché proprio il latino non era una materia curricolare. Quindi le famiglie che vorranno potranno anche scegliere il potenziamento di latino nell'indirizzo musicale. Restano ferme le curvature e gli indirizzi che finora abbiamo avuto, e cioè la curvatura biomedica a partire dal terzo anno, chiaramente il liceo internazionale Cambridge e il potenziamento di matematica. Ecco, Cambridge quanto è importante? Sì, il Cambridge assolutamente è un indirizzo che già esiste da molti anni e abbiamo già completato i primi percorsi di studio con il quinquennio e quindi con il diploma che, come sapete, al quarto anno prevede per i nostri studenti proprio l'esame vero e proprio IGSE, quindi è un esame certificato Cambridge con enti esterni, esaminatori e certificatori che rilasciano al termine dell'esame, che si svolge proprio in modalità e procedure strettamente legate alla Cambridge International School, a cui anche la nostra scuola aderisce, proprio rilasciano il certificato poi di studio. I primi ragazzi abbiamo avuto l'orgoglio di diplomarli l'anno scorso, quindi è un percorso che dà grandi soddisfazioni. Abbiamo 3 materie che vengono appunto implementate con un docente madrelingua, anche questo selezionato tramite avviso pubblico, e in particolar modo abbiamo biologia, matematica e storia, quindi i ragazzi seguono la disciplina non solo in italiano ma anche in inglese. È un percorso complesso ma veramente importante e sicuramente aperto un po' alla internazionalizzazione del curricolo classico.
Avete scelto uno slogan sullo sguardo. Sì, bravissimo. Cosa vuol dire? Ecco, è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Sì, sì, è vero, abbiamo scelto questo slogan perché lo sguardo del classico è un po' quello sguardo che ci rivela sia a noi stessi che agli altri. Parlavamo poco fa di curvature archeologiche e quindi di testimonianze e vestigia che sono nel nostro territorio, e così la lezione, il ricordo e l'impronta dei classici vive dentro di noi, sia che lo vogliamo sia che non lo vogliamo, per cui lo sguardo del classico, di ciò che è stato, di questo passato grandioso che la nostra terra ha vissuto, ci rivela a noi stessi e ci rivela anche agli altri, quindi è importante accoglierlo questo sguardo del classico e sentirci guardati, oltre che guardare noi stessi, facendo anche tesoro e memoria del passato per costruire naturalmente il futuro. Ecco, i ragazzi che vengono al classico, il classico non è solo studio, ma ci sono anche momenti di intrattenimento culturale, approfondimento, relazioni con vari scrittori che durante l'anno fate. Ecco, sono materie particolari anche queste per, diciamo, la cultura del ragazzo, per la sua maturità. Sì, diverse sono le attività extracurricolari che però trovano sempre la loro ragion d'essere nelle discipline. L'incontro con l'autore è sicuramente una di esse, ma anche il progetto di simulazione diplomatica, il progetto giornalismo, cioè sono tanti progetti che poi consistono anche nel così scovare un po' quelli che sono i talenti dei nostri studenti e metterli in gioco, perché molto spesso si parla di intelligenza logico-matematica sui banchi di scuola e si trascurano quelle che sono le intelligenze multiple che invece, se giustamente anche stimolate, possono condurre ad un successo formativo, che poi è quello che la nostra scuola persegue, come anche i principali sondaggi, veda quello per esempio della Fondazione Agnelli, ci hanno un po' anche sottolineato, mettendoci al primo posto tra i licei classici della provincia. Queste sono grandi soddisfazioni perché si vede che si sta cercando, si sta veramente mettendo al centro l'alunno, gli stili cognitivi dell'alunno, e cercando di strutturare un percorso di apprendimento sulla persona si cerca di partire dai punti di forza, non dai punti di debolezza. Spesso si dice quello che i ragazzi non sanno, mentre bisogna partire da quello che i ragazzi sanno, perché non si può costruire sul nulla. Questo vorremmo un po' che fosse la mission della nostra scuola, e anche il non lasciare indietro nessuno. Ecco, cosa state facendo? Allora, praticamente da quest'anno ci sono state molte novità, abbiamo ottenuto questi nuovi computer che hanno una potenza di calcolo abbastanza elevata. Abbiamo ottenuto anche molti strumenti per lavorare digitalmente per i nostri progetti, PCTO, e per tutte le attività che abbiamo svolto durante l'anno. Per esempio abbiamo partecipato alla creazione di un sito tramite l'aiuto della tavoletta grafica, associandoci all'Accademia delle Belle Arti. Abbiamo sfornato con queste tavolette grafiche dei disegni molto interessanti, molto belli, basati sulla pace, sulla guerra, dato che il sito era proprio a tema della pace e della guerra, in generale del contesto storico in cui ci troviamo ora, e in cui è la storia che ci ha preceduto, ecco.